avanti e ci spostiamo nell'Oristanese perché è diventata un'attrazione internazionale la colonia felina di Supallosu. Recentemente hanno anche invitato Papa Francesco e anche Ratzinger a visitarla e ci sono state reazioni, polemiche. Noi siamo tornati quindi a San Vero Milis con la nostra inviata Chiara Zammitti, vediamo. Altre colonie feline ci sono, però sicuramente non sul mare e non organizzate come si sono organizzati loro. Per cui è una cosa molto particolare. Poi so che viene gente da tutto il mondo a vederla, per cui ho detto vuoi non andare? Sicuramente mi è piaciuto molto. Sì, non sapevo bene come immaginarla, forse pensavo di vedere tanti gatti in spiaggia, ma è chiaro, fa caldo, poverini. Io penso che bisognerebbe fare più associazioni del genere e comunque sostenerla, sicuramente. Now old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat. 60 gatti, tutti microchippati, sterilizzati e vaccinati, 10.000 visitatori solo negli ultimi 3 anni e una serie di riconoscimenti che fanno della colonia felina di Supallosu la prima attrazione turistica della provincia di Oristano. Abbiamo cercato di abbinare i gatti, il mare, siamo proprio sulla spiaggia, ma la cultura. Supallosu è un posto che ha rappresentato una sorta di mito per i pescatori in questi anni, dalla pesca del tonno, dell'aragosta, del corallo. È stato un posto dove sono stati girati dei film con Sabino Guzzanti, anche film western, e quindi il nostro percorso è un tutt'uno che unisce i gatti alla cultura e alla natura. Is all that they found. Qui sono arrivati perfino dal Giappone per realizzare un documentario sui gatti che scendono in spiaggia e poi se ne parla in Russia, in Inghilterra, in Spagna e in Australia con una pagina fan su Facebook che ha superato i 20.000 mi piace e un certificato di eccellenza arrivato dal sito TripAdvisor, il portale viaggi più grande del mondo, che lavora con le recensioni spontanee degli utenti viaggiatori. Una storia cominciata molti anni fa e costellata di grandi battaglie e piccoli sogni, come quello di vedere il Papa in visita nella colonia, un invito condiviso anche dal parroco di San Vero Milis, che poco più in là celebra messe e benedice uomini e animali in una chiesa che sembra un abbraccio. Questa chiesa d'estate si riempie completamente, qui vengono anche le persone che hanno un animale, la chiesa si presta per questo spazio all'aperto e quindi possiamo dire che l'uno rilancia l'altro, perché veramente non si può essere credenti in Dio e maltrattare gli animali, ecco, diciamo così. Ci potrebbe stupire Papa Francesco e davvero accettare l'invito di Andrea e Irene a venire qui? Sarebbe uno stupore enorme, grandissimo anche per me. Ce lo auguriamo, tutto è possibile, lui è capace di queste sorprese. Came back, they thought he was the gunner, but the cat came back, he just couldn't stay away. E ora